Oggi è il giorno di Sant'Edoardo. Il nome Edoardo deriva dalla lingua anglosassone e vuol dire difensore del proprio retaggio e custode dei beni. Oggi 13 ottobre è la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Conosciuta in tutto il mondo come International Day for Disaster Risk Reduction, nasce per volere dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 con l'obiettivo di mandare un importante segnale ai governi di tutti i paesi del mondo, nonché alle organizzazioni internazionali e alla popolazione globale, per riflettere sulla sempre maggiore frequenza e consistenza con cui si verificano le catastrofi naturali. Nessuna cerimonia ufficiale accompagnò il 13 ottobre del 1792 a Washington l'inizio dei lavori per la costruzione della residenza presidenziale più nota al mondo, la Casa Bianca. Disegnata su progetto dell'architetto James Oban in stile georgiano dal caratteristico colore bianco, venne inaugurata nel 1800 con il nome di Palazzo Presidenziale. Il primo a viverci fu John Adams, secondo capo di Stato della storia degli Stati Uniti. Soltanto un secolo dopo, con Theodore Roosevelt, divenne ufficiale la denominazione di Casa Bianca. Ma sapete qual è il miglior conduttore di calore? Il diamante è considerato il miglior conduttore di calore ed è oltre 2 volte più efficace del rame e oltre 4 volte più dell'alluminio. Gli isolanti termici, invece, evitano o ostacolano la trasmissione del calore. Fra gli isolanti principali abbiamo l'aria ed è per questo motivo che vengono costruite le finestre con doppio vetro. Tra le 2 lastre è presente aria che bloccherà i processi di irraggiamento e di scambio di calore. Buon inizio settimana ai 12. Oggi è una fantasiosa e sognatrice luna in Cancro che apre la settimana, che vuole raggiungere in un abbraccio Giove, illuminando il Cancro e i segni d'acqua di tanta positività. Vediamo cosa accade per gli altri segni zodiacali. Ariete, per voi luna in quadratura oggi, quindi dovrete un po' ridimensionare le speranze e le aspettative, per cui iniziate questo lunedì razionali e decisamente con meno ansia da prestazione o aspettative. Toro, favorevolissimo il gioco planetario per voi invece, proprio perché la luna porterà fortuna a tutto quello che riguarda la comunicazione e la socievolezza e anche alla firma di qualcosa di importante come un contratto o un acquisto. Gemelli, per voi luna e Giove fanno un gioco economico molto importante, finalmente si concretizzano alcune idee lavorative ed entrate nel vivo di quelle che saranno le novità che vi riguarderanno da un punto di vista professionale. Cancro, luna potentissima oggi nei vostri gradi, nel suo regno, che tra l'altro corre ad abbracciare Giove, ed è proprio questa configurazione che farà di questa giornata una giornata speciale, un inizio settimana che promette tantissimo. Leone, per voi invece la Luna e Giove sono un po' nella psiche, proprio perché sono dietro di voi e stanno segnando una maturazione interiore molto forte. Sarete investiti da emozioni, da sensazioni, da anche un senso del futuro che sembra essere quasi predittivo. Vergine, per voi invece il lavoro di squadra, quello che oggi trionfa, ed è proprio una bella notizia sapere che incontrerete una persona nuova o che avrete una forza in più accanto a voi per il vostro percorso. Intanto Venere fa bello l'amore ancora nei vostri gradi. Bilancia, i giochi planetari oggi non sono proprio generosi, perché oggi dovrete fare una valutazione molto attenta su alcune scelte fatte, proprio perché vi siete affidati ad alcune persone. Dovete valutare adesso se è stato saggio o sensato. In tutto ciò Venere si avvicina sempre di più e non vedete l'ora che si tuffi nei vostri gradi.
Scorpione, per voi oggi è una giornata piena di grandi aspettative, proprio perché la Luna e Giove, dai trigoni con cui illuminano anche Mercurio e Marte presenti nei vostri gradi, promette tantissimo, soprattutto in termini di amore e di passione siete tra i più fortunati dello zodiaco. Sagittario, per voi oggi i pianeti sono un po' troppo distanti, ma Giove viene toccato dalla fantasia della Luna, il che significa che vivrete un momento di apertura emotivo molto forte e che oggi tornerete a essere positivi e gioviali come sempre. In amore comincia di nuovo ad andare bene. Capricorno, per voi oggi Luna e Giove sono in opposizione. Questa configurazione potrebbe essere abbastanza indagatoria dentro di voi, proprio perché avete bisogno di vedervi, che qualcuno vi parli di voi, che vi faccia vedere con altri occhi. Oggi avrete accanto quella persona un po' speciale. Acquario, per voi oggi la giornata è una giornata piena di fantasia, proprio perché i rapporti planetari tra Cancro e Acquario sono sì distanti, ma insieme parlano di sogni, di fantasia, di cose che ancora non sono accadute, ma che potete con la vostra magia creativa riuscire a fare inverare. Per cui Plutone oggi nei vostri gradi farà di tutto per concretizzare e realizzare un sogno o un progetto. Per quello che riguarda i pesci, oggi è una giornata speciale proprio perché da bravi segni d'acqua siete investiti dalle grazie planetarie della Luna e di Giove, per cui oggi un bel gioco planetario tra i segni d'acqua segnerà una giornata vincente per voi pesci, e parliamo proprio di lavoro, proprio perché Saturno è rientrato nei vostri gradi e siete più forti e più capaci che mai. Era il 13 ottobre del 1884, quando 41 delegati di 25 nazioni si ritrovarono alla conferenza di Washington per istituire il meridiano di Greenwich, un passaggio fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. In gara c'erano importanti capitali come Berlino, Parigi e la stessa Washington. Alla fine prevalse il borgo a ovest di Londra, noto fino a quel momento per l'osservatorio astronomico. Dentro per un centesimo, dentro per una sterlina. Ma per cosa verrà utilizzato questo modo di dire? Diciamolo per bene: in for a penny, in for a pound. Si usa quando ci si trova in una situazione in cui le proprie azioni hanno già innescato delle conseguenze e quindi è indifferente continuare a compierle o anche aumentarne l'intensità. Insomma, il nostro fatto 30 facciamo 31. Ho vinto il premio Nobel e me lo dimentico. Dario Fo era così. Un burlone serio, un intellettuale dalla fantasia poliedrica e dal linguaggio innovativo, capace di abbandonare la televisione perché la censura era troppo opprimente. Preferiva recitare nelle piazze, nelle fabbriche con la moglie Franca Rame, ribaltando le convenzioni del teatro, rielaborando testi antichi e recuperando il Grammelot, gioco onomatopeico in cui mescolava la lingua medievale ai propri neologismi, con gestualità e mimica insuperabili. Ci salutiamo con la frase del giorno: i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Abbiate coraggio di sbagliare, di provare nuovi sport e nuovi hobby e mi raccomando, appuntamento fisso per domani con un'altra puntata dell'Almanacco. Buona domenica!